Oggi preparo una caponata di zucca. Qui ho preparato quello che serve. Abbiamo della zucca tagliata a tocchetti, del prezzemolo, della cipolla tagliata a rondelle, del sedano, qualche spicchio d'aglio, delle olive, dei capperi, dei pinoli, dell'uva passa che ho già mollato per 10 minuti in acqua tiepida. Possiamo iniziare la preparazione. Mettiamo un po' d'acqua, portiamo a bollore e facciamo sbollentare il sedano 2-3 minuti. Tanto si ammorbidisce un po'. Sono passati 5 minuti, il sedano è pronto, mettiamolo da parte. Questo brodo lo lasciamo che più tardi servirà. Prepariamo la zucca in una padella, mettiamo un po' d'olio, aglio, e la zucca. Aggiungiamo un po' di prezzemolo, e la lasciamo rosolare. Bene, la zucca è quasi pronta, aggiustiamo di sale, un po' di pepe, lasciamo altri 2 minuti ed è pronto. Sono passati 2 minuti, la zucca è pronta, mettiamola da parte. Nella stessa padella mettiamo un po' d'olio, la cipolla, e lasciamo rosolare. Lasciamo cuocere un po'. Sono passati 10 minuti, la cipolla è pronta. Aggiungiamo le olive, i capperi, pinoli e uva passa. Lasciamo 2 minuti esatti a rosolare. Due minuti sono passati, aggiungiamo un po' di concentrato di pomodoro,
Facciamo sciogliere un pochino di brodo che avevamo messo da parte. Aggiungiamo un po' d'aceto. Un cucchiaio di zucchero. Il sedano. La zucca. Lasciamo cucinare altri 2-3 minuti, far evaporare l'aceto e siamo pronti. 2 minuti esatti sono passati, l'aceto è evaporata. Buono. Possiamo spegnere. Impiattiamo. Aggiungiamo un po' di prezzemolo fresco. La caponata pronta.